Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per avermi invitato a questo interessantissimo convegno di studi bramanteschi, che è una materia che è relativamente nuova per me, a parte qualche accenno che ne ho fatto nei 2 volumi sulla Basilica di San Pietro. Inizio subito. La citazione di Averroè nella patente di Luciano Laurana è il manifesto di un'architettura di matrice prospettica che si identifica con la matematica esattezza delle 3 dimensioni geometriche, perfette perché incorporee. Tenterò di dimostrare come Bramante, a dispetto della sua formazione urbinate, sia il primo in età moderna ad aggiungere una 4ª dimensione da integrare alle 3 dello spazio geometrico. È la massa muraria che pesa e spinge, si muove e si deforma secondo oscure leggi che sfuggono alla comprensione immediata, conferendo alle opere di architettura la vitalità corporea degli organismi animali. Bramante farà della corporeità dell'architettura un problema intellettuale da risolversi per via di sistema, rifiutando sia l'empirismo dei fabbriceri quattrocenteschi, sia l'illusione umanistica di ridurre l'architettura a una delle arti liberali in primo gradu certitudinis. L'intervento dunque non tratterà di cupole, ma di organismi cupolati. Con questa parola voglio intendere un complesso di spazi coerenti sormontati da una cupola, che non si esaurisce quindi in una calotta, ma coinvolge l'intera opera dalle fondazioni al lanternino, eventualmente con una logica interna. A Milano Bramante era stato coinvolto in svariati organismi cupolati in una sorta di euforico campionario tipologico. Questa eterogeneità era dovuta alla compresenza di una radicata tradizione locale di maestri fiorentini che importavano l'avanguardia brunelleschiana, cui si aggiungeva l'origine urbinate di Donato e la libertà intellettuale che il suo stesso sradicamento gli offriva. Di questo e del confronto con le ricerche leonardesche e martiniane tratterò nel dettaglio nel convegno prossimo di Milano. Qui basterà ricordare il poderoso bagaglio eclettico in tema di organismi cupolati che un ormai maturo Bramante si porta appresso nella trasferta romana e del quale saprà liberarsi con una prontezza che ha veramente dello sbalorditivo. La conoscenza diretta delle antichità classiche non è la ragione, a mio avviso, determinante dello scatto compiuto dal maestro, ma è solo una precondizione. L'antico poteva anzi costituire un ostacolo allo sviluppo di quella sintassi spazio-strutturale moderna che Donato persegue con tutte le proprie energie intellettuali. Se infatti l'antichità offriva un codice linguistico regolato sulle simmetrie ed arricchito da un repertorio inesauribile di varianti decorative, non altrettanto accadeva per gli organismi cupolati, i quali si limitavano a pochi tipi riconducibili a una sola classe, che è quella della tolos. Qui per tolos cupolata voglio intendere quegli organismi formali e costruttivi nei quali la calotta insiste su un cilindro, un prisma in muratura che ha per generatrice la sua stessa linea d'imposta. Probabilmente queste parole risultano incomprensibili, però uscendo dai tecnicismi la figura illustra molto bene, molto più semplicemente cosa si intenda per tolos cupolata, che del resto può essere detta alla moderna una rotonda, a prescindere se sia o meno rotonda o non piuttosto ottagonale, decagonale e mistilinea. Una tolos è un organismo unicellulare. La calotta preme e spinge sopra un perimetro della stessa pianta che ne sostiene i carichi per continuità muraria, accompagnandoli dall'imposta al suolo. Una maggiore complessità può essere raggiunta aprendo arcate mutuamente equilibrate che possono espandersi in nicchie o condurre a locali adiacenti, sino a trasformare il cilindro d'appoggio in una pilastrata, ma il tipo statico rimane sostanzialmente identico. Una calotta che poggia sopra un solido murario continuo, senza aggetti in falso. Lo stesso Pantheon, a dispetto della sua squisitezza linguistica e dei raffinati espedienti costruttivi, non è che una tolos, per quanto strabiliante per dimensioni. Una maggiore complessità era stata raggiunta in età tardoimperiale, quando si sperimentano organismi cupolati più evoluti a doppio involucro, nel quale c'è la separazione tra la resistenza al carico verticale e quella alla spinta orizzontale, dei quali salto qua il pezzo per rientrare nei tempi come mi è stato chiesto dall'attuale direttore di questo dibattito. Ne parlerò probabilmente più diffusamente a Milano, dove ha un senso. Qua a Roma, diciamo, questo tipo non rientra nel discorso generale. Vorrei però soltanto notare che il deficit di fonti classiche per Bramante era aggravato dal quasi assoluto silenzio di Vitruvio, che di fatto non solo non affronta il tema delle cupole, ma non affronta di fatto neanche quello delle volte,
che sono temi centrali invece per tutta l'architettura a lui posteriore. Una lettura spregiudicata dell'antico di Bramante si nota sin dal tempietto di San Pietro in Montorio, che pure affronta il tema classicissimo della tolos periptera. In realtà Donato manomette il tipo antico senza riguardi. Bruschi, Frommel, Tönnes hanno chiarito le modernità sintattiche del tempietto, ma Bramante altera radicalmente anche l'organismo costruttivo, come del resto aveva fatto Francesco di Giorgio. Nessuna tolos periptera antica, tra quelle che potevano essere viste allora, aveva in realtà mai posseduto una cupola, e per di più su tamburo. Ma l'artista moderno, a dispetto degli stessi resti, vuole credere il contrario, perché l'antico umanistico non è un'entità storica oggettiva, ma un luogo visionario, al di là del tempo, ove proiettare le proprie magnifiche illusioni. Non è perciò l'antico a prestare forme agli artisti moderni, ma sono questi ultimi a rimodellare a immagine e somiglianza dei propri desideri un antico che semplicemente non era mai esistito. Le 4 nicchie del tempietto suggeriscono un'espansione cruciforme sotto la cupola che va oltre la tipologia formale. È il Signum Salutis del martirio di Pietro, un simbolo emozionale, ancor più che devozionale, estraneo all'antichità pagana, che non era però eludibile per un architetto moderno. Tolos memoriale e Signum Crucis sono archetipi che ritornano quando, nel 1505, Bramante inizia a studiare la ricostruzione della Basilica Costantiniana di San Pietro in Vaticano. Maggior santuario della cristianità occidentale, la basilica era stata costruita dal primo imperatore che si riteneva essere diventato cristiano in punto di morte, sopra la tomba dell'apostolo maggiore Scimon Pietro, al quale il Cristo in persona aveva trasmesso la cura del suo gregge. La tomba si riteneva accogliesse anche le spoglie dell'apostolo Saul Paolo e dunque testimoniava dell'unione della componente istituzionale latina con quella speculativa greca, legittimando il primato del vescovo di Roma sull'intera cristianità, urbi et orbi. Non era solo una forma, quindi, San Pietro. I diversi altari, sovrapposti nei secoli sulla tomba degli apostoli, erano stati glorificati dall'abside mosaicata, variamente ricostruita. Nel rifacimento nicolino, trasformato in potente organismo cruciforme, l'abside era però stata allontanata dall'altare e Rossellino aveva dovuto segnalare le cruciali e reliquie degli apostoli, aggiungendo con qualche fatica una cupola di crociera. Bramante parte da una riflessione simbolica e intellettuale, non tecnica come Rossellino, e sin dal principio concepisce San Pietro, a mio avviso almeno, come il mausoleo funebre degli apostoli, nella forma di una tolos cupolata all'antica, forse ancora priva di peristasi. Il mausoleo appartiene alla trascendenza celeste e dunque Bramante vuole elevarlo alla moderna e contro ogni ragionevolezza su una croce di 4 bracci, di 4 aule basilicali che, signum martiri di Pietro e dello stesso Cristo, avrebbero accolto nel mondo terreno il clero e i pellegrini. La sovrapposizione di tolos e croce non ha nulla di classico, è dettata da questioni iconologiche moderne e moderno sarà l'organismo messo a punto da Bramante per edificarla. L'antico fornirà invece i singoli pezzi e il linguaggio degli ordini, comunque rilevanti. I passaggi attraverso i quali Bramante trasforma questa idea simbolica in un organismo architettonico sono solo sommariamente ipotizzabili per i pochissimi resti della sua ideazione. Piuttosto che suggerire un nuovo ordine dei disegni superstiti, che del resto va oltre le mie competenze e attitudini, mi limiterò a rilevare alcune tendenze di fondo del processo ideativo bramantesco, tentando di darne una ragione. Cercherò cioè di ricostruire un filo logico che non necessariamente ha coinciso con il processo cronologicamente ideativo di Donato Bramante. Ritengo innanzitutto plausibile che la dimensione di massima della Tolos dovesse sin dal principio emulare quella del Pantheon eretto dai pagani, come alcune fonti esplicitamente ricordano, e che il suo colossale carico abbia da subito rindotto Bramante a sviluppare l'ottagono irregolare, di cui parlerò tra poco. È altresì probabile che anche il quincunx sia una previsione iniziale, sebbene non si possa ancora del tutto escludere il contrario. Si può poi riscontrare, nei disegni eseguiti tra il marzo del 1505 e l'aprile del 6,
un progressivo, oggettivo aumento delle sezioni resistenti e dei contrasti, forse in risposta all'Uffizi 8, recto, in cui Giuliano da San Gallo riprendeva la grande cupola su croce inscritta e il quincunx di Bramante, ma abbinati al modello fiorentino della tolos ottagonale, presumibilmente, almeno io credo, sormontata da una calotta a padiglione. Questo irrobustimento strutturale appare però in embrione sin dal piano di Pergamena, in cui i nuclei massivi perdono di geometria propria. Il concetto, sviluppato nei disegni seguenti, stravolge la tradizione che considerava l'involucro murario come il semplice inspessimento di superfici geometriche, passando da una statica della leggerezza a una della pesantezza. Bramante si libera delle strutture scatolari quattrocentesche in favore di un massivo continuum murario concettualmente di origine imperiale. All'aggregazione di volumi parallelepipedi distinti può così sostituire una fluida interpenetrazione di spazi. Della cupola dirò poco, rinviando agli atti e quanto altrove già considerato. Basterà osservare che, ancora una volta, contro ogni logica comune, ma come diceva Pablo Picasso, il buonsenso è il nemico dell'arte, tra le prime ipotesi e la versione finale, Bramante ne aumenta le masse murarie, probabilmente a parità di luce. Già nel piano di Pergamena, il carico della Tolos è però immane. Bramante pensa di appoggiarlo sopra un mastodontico podio anulare, vera sostruzione elevata a circa 40 metri di altezza, creandosi così da solo due problemi. In alto, primo, come sospendere nell'aere questo gigantesco carico anulare sopra una crociera ad arcate, controllando le sue parti in falso. 2, in basso, come contrastare le mastodontiche spinte che le arcate avrebbero generato. Il primo problema, che nelle strutture a rotonda o tolos, come Santa Maria del Fiore per esempio, semplicemente non si poneva, è quello che Bramante e i suoi contemporanei ritenevano invece il più temibile e impegnativo. Il raccordo di imposta circolare con un quadrato era stato, come è noto, risolto da Brunelleschi riproponendo i triangoli sferici della tradizione bizantina, che era molto diffusa in ambiente veneziano sin dall'Alto Medioevo e in generale in tutto il meridione d'Italia. Usati in tutti gli edifici derivati dalla sagrestia vecchia, i pennacchi sferici offrivano garanzie di solidità molto inferiori alle trombe medievali. Le trombe medievali, sono infatti costituite da arcate complete, mentre il triangolo sferico, per quanto geometricamente sublime, è invece una porzione incompleta di volta e funziona come una mensola, in cui noi sappiamo che le sollecitazioni aumentano sino alla quarta potenza dell'aggetto. In alcuni casi si erano usati triangoli cilindrici, più facilmente costruibili, ma il problema della mensola rimaneva ed era ben noto. Così, nell'Opinio per il Duomo milanese, Bramante aveva infatti proposto un tiburio quadrato in continuità con gli arconi sottostanti, i quali arconi vengono considerati nella statica rinascimentale barocca, con qualche ottimismo di troppo, alla stregua di muri pieni. Bramante aveva notato che un tiburio ottagonale sarebbe sporto in falso per la metà del suo sviluppo e uno circolare quasi completamente. Questa è la ricostruzione fatta questo disegno da Francesco Di Teodoro. Chiedo scusa, che mi convince in pieno, tra l'altro. Pochi anni dopo dell'Opinio, a Santa Maria delle Grazie, che ha il notevole e impegnativo diametro di 18 metri, per alleggerire i triangoli sferici si ricorrerà all'espediente di far girare il muro esterno del tiburio e aprirvi delle finestrature. A San Pietro, la formidabile visione della tolos cupolata celeste costringe Donato ad affrontare ancora la configurazione peggiore, per un carico di entità ciclopica questa volta. La soluzione non sarà però un espediente, ma un sistema, in cui il magistero geometrico non servirà ad allestire un'illusione prospettica, ma per dar corpo a un organismo strutturale concreto. A mio avviso, il suggerimento può essergli venuto solo dal San Lorenzo milanese. Anche qui guardate le figure, perché a parole è molto più complicato di quanto non sia guardare una figura, che uno sguardo rende chiaro qualsiasi cosa. San Lorenzo presentava una calotta circolare poggiata su un quadrato a mezzo di trombe che scaricavano sui 4 arconi delle esedre. Gli arconi, come si sa, occupavano solo la parte centrale dei lati, venendo contrastati in linea retta dai muri residui che si legavano a mezzo di contrafforti a doppio ordine alle torri angolari.
La porzione in falso della cupola si limitava ai brevi segmenti angolari di poco aggetto, un pregio che poi sarà perfettamente capito da Martino Bassi alla fine del Cinquecento. Bramante comprende che riempendo gli angoli di San Lorenzo ottiene dei pilastri massivi sui quali può impostare la cupola con eleganti pennacchi sferici, trasformati da triangolari in trapezi. Non è del resto un caso che alcune proposte per la ricostruzione di San Lorenzo nel tardo Cinquecento tenderanno ad adattarvi l'organismo di San Pietro in Vaticano. C'è una forte analogia fra le due piante. In questo modo il carico verticale poggia in massima parte sul vivo dei pilastri, non nell'aere come in una crociera quadrata, mentre l'aggetto dei pennacchi si riduce drasticamente. Al contempo, Bramante ottiene una crociera iscritta in un ottagono irregolare, che dunque conserva qualcosa dell'avvolgenza delle tribune ottagone e può essere sintatticamente rilegata da 4 eleganti serliane. Secondo l'Uffizi 124, la sporgenza in falso dei trapezi sferici di San Pietro sarebbe stata meno della metà della corrispondente crociera quadrata, significa ridurre le sollecitazioni di 16 volte. I trapezzi, più di 16 volte, i trapezzi saranno poi adattati in cantiere all'imposta rettilinea per accompagnarne lo spiccato, riducendone ulteriormente l'aggetto, come è stato notato ancora da Di Teodoro. Dettaglio, a mio avviso empirico, che si ritrova nel primo ottagono regolare che sia stato realmente edificato. La cappella del Sacramento del Corpus Domini a Correggio, Santifermo e Rustico, eretta dalle stesse maestranze lombarde impegnate nel cantiere vaticano a partire dal 1511. La convulsa ideazione bramantesca non fu né continua né lineare. L'ottagono irregolare compare già nel piano di Pergamena, mentre negli Uffizi 20 e 79-45, forse ancora risposta a Giuliano da Sangallo, Bramante studia una colonnata che avrebbe esaltato la sacertà della tomba degli Apostoli. La peristasi completa dell'Uffizi 79-45, per come la disegna Bramante, sarebbe però addirittura incompatibile con una crociera di 4 arconi, come accade nei corrispondenti disegni di Francesco Di Giorgio. Invece le grandi colonne addossate avrebbero impedito la costruzione dei soli pennacchi, dei soli pennacchi trapezi, come Bramante disegna. Presumibilmente Bramante avrebbe ampliato la luce della cupola in modo, scusate, questo si vedeva meglio prima, in modo da gravare il falso in falso il meno possibile, o non gravare in falso affatto, come pare di vedere nell'Uffizi 79-45 verso, e come poi materialmente farà Filippo Juvarra a Superga. Come che sia, alla fine Bramante trasferirà la peristasi funeraria nel tamburo, trasformando il mausoleo degli Apostoli in visionaria tolos perittera. Risolto con l'ottagono irregolare il carico in falso della cupola, Bramante deve ora affrontare il secondo problema, quello del contrasto dei 4 arconi di crociera, e ricorre a 2 rimedi. Il primo è il meno conosciuto perché di fatto è invisibile. Bramante riempie di calcestruzzo lo spazio tra gli arconi e il plinto del tamburo, costituendo un nodo costruttivo ciclopico, il cui spessore va ben oltre qualsiasi esempio antico eccetto le piramidi. Il peso di questo immane corpo murario grava sul vivo dei pilastri, contrappesando con un rinfianco schiacciante la spinta dei 4 arconi. Non per caso tutti i successori alla fabbrica di San Pietro confermeranno questa anomala e onerosissima soluzione. È in effetti possibile che nelle fasi elaborative iniziali Bramante possa aver pensato che un tale sistema fosse autoequilibrato. Nell'Uffizi 20 verso, da Tönnes ritenuto memoria delle prime idee bramantesche, i bracci della croce, costituiti da semplici pareti, in effetti non avrebbero collaborato al contraffortamento della crociera. Tuttavia non avrebbero neanche potuto sostenere il carico spingente di grandi volte a botte. A mio avviso è perciò forse più plausibile che lo schizzo sia solo un ideogramma concettuale che sintetizza l'iconologia della Tolos sulla croce in uno stato dell'ideazione che forse è già avanzato, qualche cosa di simile, ancora più schematico, dell'Uffizi 27 di Peruzzi. Nei fatti, già nel piano di Pergamena,
Bramante si oppone agli arconi di crociera con dei poderosi contrafforti ad arcate consecutive. Si noti come l'ultima arcata si appoggi sul maschio murario che incapsula l'abside, che con i suoi 22 metri era pur essa una struttura pericolosamente spingente. I larghi muri dei bracci possono così sostenere le grandi volte a botte, sempre con l'aiuto di un contrappeso, costituito in questo caso dal loro stesso rialzo, purtroppo non ho l'immagine, come già accade in Alberti Francesco di Giorgio nella stessa Santa Maria presso San Satiro. L'organismo della croce cupolata è di per sé stabile, come lo stesso Donato doveva ritenere, tuttavia Bramante completa l'organismo di San Pietro iscrivendolo in quadrati concentrici e dotandolo di uno splendido quincunx gemmato, derivato a mio avviso quasi certamente da memorie leonardesche. Ritengo più improbabili suggestioni venete. Si noti tuttavia, come approfondirò a Milano, che gli organismi di Leonardo, per quanto strabilianti, non contemplano l'ottagono irregolare, prediligono un corpo cupolato a tolos, quasi sempre ottagonale come Santa Maria del Fiore, circondato da elementi satelliti che non vogliono fondersi con il corpo centrale, né formalmente né strutturalmente, si direbbe. Lo stesso accade in un celebre schizzo martiniano, che non riesce a sviluppare né un ottagono irregolare né un vero quincunx, costituendo un esempio emblematico di come l'incorporea purezza geometrica degli umanisti non si identifichi necessariamente con la chiarezza spaziale e strutturale. Al contrario, già nel piano di Pergamena, Bramante incorpora senza residui le masse murarie e le arcate di contrafforte nello spazio architettonico, infrangendo la cellularità degli spazi aggregati quattrocenteschi. Ne deriva una fusione spaziale costruttiva che non aveva precedenti neppure in età adrianea. Nell'inverno tra il 5 e il 6 Bramante è a tal punto padrone dei nuovi concetti compositivi da poter aggiungere al nucleo già ricco del piano di Pergamena un prolungamento anteriore e dei deambulatori che sfondano la prospettiva delle absidi. Il nucleo della crociera, ottagono irregolare, pur fortemente irrobustito, rimane però concettualmente inalterato. La navata non ne scalfisce l'inevitabile centralità propria di ogni organismo cupolato, dovuto alla simmetria stringente di carichi, sostegni e contrasti. Organismi cupolati asimmetrici sono molto molto rari, sono quasi tutti appartenenti alla classe di Santa Sofia di Costantinopoli. Mentre i deambulatori si sostituiscono alle seconde arcate del piano di Pergamena, come ultimo contrasto alla spinta degli arconi sui pilastri, ormai colossali. C'è un ulteriore, paradossalmente, un ingrandimento della pianta, ma un ulteriore compattamento degli spazi e delle strutture. Quincunx e campanili periferici non sono essenziali alla stabilità del San Pietro bramantesco, sebbene potessero essere considerati utili alla sua rigidità, come in effetti sono. Di fatto, Donato porterà in cantiere una versione senza cappelle satelliti, confermando di ritenerle staticamente non indispensabili. E della stessa discutibile opinione sarà Michelangelo, che nel 1555 si dichiarerà pronto a voltare la cupola senza neppure una sola delle cappelle angorali. Naturalmente, come al solito con Michelangelo, si tratta sempre di dichiarazioni avventate, quantomeno. Era fatto così. Ottagono irregolare e quincunx sono nei fatti tipi distinti e indipendenti. Tra i loro molti pregi, già posti molto bene in luce da Bruschi, vi è la duttilità geometrica che permette di superare le rigidità platoniche dell'architettura umanistica. L'ottagono irregolare può oscillare tra ottagono regolare e crociera quadrata e può essere usato come puro espediente formale. Del pari, le dimensioni delle cappelle del quincunx non sono vincolate, offrendo una libertà combinatoria sconosciuta al corpus di opere fondate sulla stringente cubicità della sagrestia vecchia. Un solo rilievo. Nelle opere bramantesche o attribuibili al suo ambiente e alla sua scia, chiamiamola così, il quincunx viene generalmente abbinato a un ottagono irregolare che approssima il quadrato, come notate, mentre manca negli ottagoni più aperti. La ragione è a mio avviso ancora costruttiva. L'ottagono irregolare, con la riduzione dell'aggetto dei pennacchi e il contraffortamento geometrico degli arconi, è semplicemente più stabile di una crociera quadrata e per dimensioni modeste il contrasto può ridursi a dei vani addossati alle diagonali o può essere addirittura omesso, come accade alla Cappella Chigi e al Corpus Domini di Correggio.
La formidabile esperienza di San Pietro non esaurisce i suoi effetti negli organismi cupolati, ma permette a Bramante di istituire una sintassi compositiva applicabile alla generalità degli organismi voltati, articolati in sequenza e sovrapposizione, secondo una logica finalmente quadrimensionale, che cioè comprende la logica dei reciproci contrasti, alla cui coerenza concorrono paritariamente geometria statica e linguaggio degli ordini. Per usare una metafora musicale, nell'ultimo Bramante la composizione geometrica dei volumi genera il concerto statico delle volte, orchestrato sintatticamente dagli ordini architettonici. Una tale organicità era rimasta inattingibile tanto ai predecessori moderni che agli antichi, andando ben oltre le simmetrie vitruviane o la concinitas albertiana. L'aggiunta della quarta dimensione della corporeità, infine, è a mio avviso il più prezioso lascito bramantesco all'architettura a venire, consentendo le audaci sperimentazioni di Antonio da Sangallo, Peruzzi, Palladio e Borromini. Grazie. La professoressa Flavia Cantatore, che ci parla del tempietto di San Pietro in Montorio. Flavia Cantatore è docente all'Università di Roma La Sapienza, ho scritto un po' di cosine, si occupa di teoria e storia dell'architettura del Rinascimento, più o meno come tutti noi, avendo all'attivo numerosissimi saggi su Alberti, penso soprattutto a quelli del catalogo della Mostra Capitolina del 2005 con delle schede precisissime, con una bibliografia sterminata. Si occupa di Francesco Di Giorgio, di Bramante, Antonio da Sangalli il Giovane e poi, molto bello, a mio avviso, dico cose molto personali, il recentissimo saggio sul tempietto di Sant'Andrea a Ponte Milvio, su cui era tornata, aveva già lavorato in precedenza, pubblicato recentemente negli atti del convegno in ricordo di Arnaldo Bruschi. E poi la monografia del 2007 su San Pietro in Montorio, e oggi ci parlerà del tempietto, quindi di San Pietro in Montorio.